Io ho stima del dottor Cantone, penso che se ci fosse stato prima forse qualche guaio a livello nazionale avremmo evitato e proprio per questo motivo candido il Veneto perché diventi regione laboratorio. Un invito diretto al presidente nazionale dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Se le grandi opere sono il terreno fertile della corruzione, perché non creare uno screening della situazione in tutta la penisola e perché non iniziare con il Veneto? Il pericolo, altrimenti, secondo Luca Zaia, è che il clima di sospetti ormai diventato regola attorno alle infrastrutture rischi di creare soltanto paralisi. E allora venga fatta chiarezza, una volta per tutte. L'argomento è fresco di giornata, la Orte Mestre viene congelata a causa delle inchieste. Noi abbiamo un sacco di opere nel nostro progetto di opere pubbliche. Si vaglino queste opere, abbiano il bollettino, il bollino dell'ANAC e quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopodiché avanti con i cantieri. Se non sarà così i cantieri non vanno avanti. Da una paralisi a un'altra, ma qui siamo tra i banchi del Consiglio regionale. Il tema spinosissimo è quello del bilancio che ancora non viene chiuso tra accuse e polemiche. Zaia è ottimista. Io spero che venga approvato in questa settimana da quel che mi dicono dal Consiglio. La proposta c'è e quindi sarà oggetto di analisi dei consiglieri. Glissa sulle polemiche dell'opposizione in merito alla sua presenza proprio a Palazzo Ferrofini, troppo scarsa secondo gli avversari. Difficile fare il governatore e il candidato, dice Zaia, che poi smette i panni dell'amministratore per entrare in quelli dell'uomo in corsa per la riconferma alle regionali con la squadra Lega Nord Forza Italia. Le liste, annuncia, saranno pronte nella seconda quindicina di aprile. Dimostreremo fino in fondo che la campagna sarà low cost. Noi siamo pronti a presentare ovviamente i nostri bilanci prima delle elezioni e speriamo lo facciano tutti gli altri. Assieme ai bilanci però vanno anche presentati i nomi e cognomi di chi ha messo i soldi, perché come sapete noi abbiamo scelto di non essere finanziati dai privati.